Vigardola di Monticello Conte 8 si è fermata questa mattina. Almeno 500 persone sono davanti alla chiesa di San Floriano per i funerali di Vincenzo Somma, il ragazzo di 20 anni morto improvvisamente nella sua casa. Tanta la commozione, tanti i ragazzi presenti, paloncini bianchi e azzurri hanno costellato intorno le vicinanze, i parcheggi. Il comune ha espresso il presente con il sindaco e autorità varie hanno voluto portare il loro cordoglio alla famiglia di Napoli, che qui aveva una pizzeria. Infatti Vincenzo lavorava nella pizzeria ed era una figura molto conosciuta e molto apprezzata in paese, lui e la sua famiglia. Tanti messaggi di cordoglio, una situazione molto commovente. Tra un po' uscirà la bara. Un lungo applauso ha accolto l'uscita del feretro, accompagnato con il lancio di palloncini bianchi e azzurri che con la sciarpa appoggiata sulla bara sono stati un omaggio alla squadra di calcio del Napoli, la grande passione di Vincenzo che avrebbe voluto fare il calciatore. Una strada bloccata dalla sua fragilità cardiaca, ma la passione si è trasferita nella pizzeria di famiglia. Gli esterni del locale, quest'oggi, di fronte al quale si è fermato un momento il carro funebre per l'ultimo omaggio, erano colmi di mazzi di fiori e messaggi. Struggente quello della fidanzata Marta. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora. Me lo dicevi, me lo cantavi sempre. Avrei voluto viverti una vita intera, tanto che giusto di recente ti avevo detto che un giorno, quando sarebbe successo, avrei preferito morire prima io per non vivere un solo giorno della mia esistenza senza dal mio fianco. Il vuoto che mi hai lasciato resterà incolmabile, ma cercherò di riempirlo almeno in parte facendo le cose che hai sempre amato tu. È un'intera comunità affranta, molto molto unita. Il parroco ha detto se ne vanno sempre i migliori. Ma io credo che proprio perché sono i migliori restano così, in mezzo a tutti, veramente tanti giovani. Era un ragazzo di una maturità straordinaria per la sua età. Veniva qui al mattino come me, alle 5:30 ci trovavamo al mattino, impastava la pizza, poi andava a casa, ritornava nel pomeriggio a sistemare le cose e alla sera lavorava fino alle 10:30, 11 di sera per fare le pizze. Era un ragazzo che è un figlio che vorrei anch'io averlo.